Pa, 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 pa. Ok. Oh, dai che ci siamo. Borussia Dortmund, Paderborn. Bundesliga. La Bundesliga. Ok, non ho ancora il video sul tablet. Due ragazzi sono appena arrivati e li saluto. Ciao fioi. Si ricomincia con la Bundes, si ricomincia con la Bundes. Ancora Ugaz. 3 cumendiani pezzi, ragazzi. 5 cumendiani pezzi. Al Signal Iduna Park ricomincia la Bundesliga. La Bundesliga dei record. Quest'anno voglio vincere tutto, cazzo. Ho deciso. Decide il Cume. Sentenza cumendiana. Niente ragazzi, non ho ancora il video sul tablet, quindi saluto tutti con un ciao, ma non so ancora chi c'è. Parapa, 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 parapa. Dai cazzo, dai. Dai tablettino mongolo, dai. Niente. Ancora un cazzo. Ai ai ai. Prima giornata di campionato. Ai ai ai. Dai tablet, dai tablettino, dai mongolo, dai. Niente. Niente. Siamo già in 10 e non ho ancora sto stronzo di video, ma porca di quella porca. Saluto tutti gli 11 sul mio qua sul live. Il problema è che non riesco ancora a capire chi c'è perché non ho ancora il video sul tablet. Ci vuole sempre un po', a volte di più, a volte di meno, io non lo so, non ci capisco una mazza. Eccolo qua ragazzi, dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Ok. Chat e vai. E si parte. Ciao Simone Bosco, ciao Jürgen Mattias Messina, ciao Stefano Cedoni. Ciao Fabio Loi, ciao Fiamma Spike, ciao Ramstein Italian, ciao Just Samz, ciao Taurus 2000. Sarà un live bello, lungo, bello. E siamo pronti a dominare ragazzi, questo live voglio portare il Borussia dove merita, cazzo. Punto e anche basta. Tanto andiamo a vedere qua. Ciao David. Ciao Hannibus. È arrivato Hannibus. Allora, info sulla mia squadra. Schema di gioco. Partiamo con un Camp veneziano, Royce Gundo, Bender, Jokic, Schmelzer, Hummels, Sutic, Groberaz e Langrak. Ok. Siamo venuti fin qui per vedere trombare il Kumendi. Forza, come siamo tutti con te? Speriamo, cazzo, speriamo di vincere, di fare un buon risultato in questa Bundeskumendiana. Quando siamo in circa 30 cominciamo, ragazzi. Voi intanto se potete avvertire qualcuno del live, così prima cominciamo meglio è. Oggi l'obiettivo è fare 99.999.797.000 mi piace, ma di gol. Vogliamo fare 1.900.000 gol. L'Athletic Bilbao ha pareggiato col Toro.
largo, pista, arriva la capolista. Beh, siamo primi per il momento, siamo primi, a 0 punti. Oh, siamo venuti fin qui. Dai, fioi, dai. Vinci per noi soprattutto per Eli, Enibus. Enibus secondo me ha già una tresca con Eli. Fai il bravo, Enibus, fai il bravo. Ai ai ai, siamo ancora in 11 cumendiani. Papà però pom pom pom. La Bundesliga cumendiana. Enibus se la ride. Che due maroni. Na na na. Il Cumendone genovese è online. Sì, la Roma pareggia sempre, veramente. Cioè, non ho più parole per descrivere la Roma. Grande Torino, comunque 2-2 non è male. Napoli in scioltezza, 4-0. E mo vediamo la Fiorentina e l'Internazionale di Milano. Ciao Flavio. Ciao i 3 YouTubers. Siamo in live, siamo in live, siamo in live, siamo in live. Aspetta, mettiamo il video anche su Facebook, Facebook. Ok. Pubblica. Ok. Ciao Alessandro Giuliani. Grazie Flavio. Scusate un attimo. Chiudo un attimo la chat. Arrivo subito. Vediamo qua un secondo. Dio mio. Ok. Video postato. Speriamo che con il fatto che c'è che ci sono le partite, e con le partite è sempre dura, ho paura, Ok. Allora, hai visto Lawrence d'Arabia, no? La Juve pareggia, dai. Conosce Ariana Grande, no? Dai. Dai, fioi. Che voglio partire, cazzus. Forse durante le partite è meglio comunque non fare live, ho paura, Ho questa piccola impressione. Scusate, intanto mando qualche messaggio finché non si comincia. Siamo solo in 14 per il momento. Ciao Gabriele Osvalli, ciao Luca Bruschetta. Giusto Smaz, non ti sto scazzando i commenti. Ciao Quattrocchi. Ciao Giovanni Battaglia. Inizio a giocare quando siamo in un numero un po' più vario, cioè un po' più... insomma, almeno una trentina, cazzo, perché qua siamo in troppo pochi.
Tararerorari. Ciao Marco Oztuk, ciao Ginger Finger, ciao Carmelo Fiumano, ciao Dennis, ciao Rami si è salutato, ciao Natascia Lombardi. Dai che vogliamo partire, porca mignottona. No, sto nuovo aggiornamento dell'Android mi fa cagare. Ai ai ai. Ciao De Futurista. Ti ho già salutato, tra youtubers. Ti ho già salutato, ma ti risaluto molto volentieri. Però ti ho già salutato. Ciao Antonio Mandracchia. Fumo e patrimonio di Venezia, grazie Roberto. Ok, Taurus. Fare live di FIFA? Non lo so, non lo so. Pensavo di fare offline FIFA. Non lo conosco, Anibus. Ciao, Dr. V. È arrivato il dottore, ragazzi. È arrivato il dottore. Mancano ancora un po' di senatori. Come stasera chi tifi? Chi tifo? Non si può dire, non si può dire. Non lo so, cioè, a me purtroppo io tifo sempre per le italiane. In coppa faccio un po' più fatica per l'Inter, lo riconosco. Faccio un po' più di fatica. Ciao Matteo Lazzaroni. Come alla fine hai ripreso FIFA? Sì, dottore. Sì, dottore. Niente, qua non riusciamo a carburare. Siamo ancora in 19, porca troia. Ciao, il nome e cognome. Dai, come tifa Inter per la Eli. Beh, il Toro ha fatto una bella prestazione alla fine, perché comunque fare due gol all'Athletic Bilbao è stato positivo. La Roma mi delude continuamente, la Roma proprio delude continuamente. Ciao Joar Bela. Tanta gente nuova c'è negli ultimi due live, comunque. Tanta bella gente nuova, tutti come indiani pazzi, pronti a dominare il mondo. Dio mio, ste partite. Altre da loro non so, non penso di prenderlo onestamente. Feyenoord Roma pronostico, la Roma può vincere se si sveglia, se no può andare a cagare, sinceramente, perché con la squadra che hanno vincere in casa col Feyenoord è molto grave. Ciao Francesco Pirozzi, ciao Portinau, ciao Lorenzo Privato. Dai che voglio partire, porca miseria. Pa, 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 pa. Lo so Flavio, ma dobbiamo essere ancora. Ciao, scusa se non ci sono stato nella live FM, tranquillo, just. Tranquillo, just, tranquillo. Va bene, il Napoli è già passato, ma era chiaro, insomma, giocava con i morti. Era la partita più semplice. Voglio vedere la Fiorentina che c'era dura. Brutti ricordi il Feyenoord. Quanto fa l'Inter? Per me fanno 2-1 per l'Inter, penso. Sì, sì, la Roma è peggiorata anche secondo me. Ciao Simone Perossa. Dai che siamo vicini, tra poco si parte. Andiamo un po' a rilento per il momento. Quando superiamo i 30-31 così sì, la Fiorentina è la partita più difficile. Vediamo Harry Kane. L'uragano Kane. Sì, può farcela, la Fiorentina deve giocare al massimo, proprio al massimo. Grazie Dennis Pro. Ciao Dovakin, mangiami il Strakin. No, non vado dal Borussia. Questo sarà l'anno d'oro del veneziano, vedrete ragazzi. No, ho mai visto il ponte sul fiume Kiway. Dai che tra poco si parte, siamo a 30, ancora qualcuno e andiamo.
Beh, se arriverà il Madrid anche sì. La Big Red Machine Kane. Chi vince l'Europa League la vinco io, ragazzi. La vince il Cumendone da solo. La vince il Cume. Ciao Samantha. Che non mi ricordo, aspetta, non mi ricordo il nome. Comunque partiamo, dai. 32 si può partire. Borussia Dortmund, Paderborn. Si riparte, ragazzi. Terza stagione cumendiana. E le scarpe non si sono cambiate, niente. Volevo vedere che una volta messe quelle non cambiano più. Che sfiga, oh. Vai. Come faccio il cambio computer a dopo? Ok, noi intanto partiamo, ragazzi. Ricomincia la Bundesliga, ragazzi. Ciao Matteo Lazzaroni. Vai, si riparte. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Stagione dalle 1000 delusioni quella scorsa, anche in europeo. Purtroppo. Ciao Gianmarco. Prima partita, ragazzi, appena cominciato praticamente il live. Il live comincia adesso. Dobbiamo assolutamente migliorare. Mettiamo 2 punte. Attenzione grande, Hummels. Dai fioi. Che possiamo e dobbiamo fare una gran stagione. Attenzione cross. Molto lungo, molto lungo. Con calma, ragazzi, con calma. E forza Dortmund. Calcio champagne, speriamo, raga, speriamo. Intanto cerchiamo di fare i primi 3 punti in casa. Striscione per Veneziano e Royce. Fateci sognare, attenzione, Veneziano. Veneziano. Ciao Torcato. Veneziano. Veneziano, molto bene, dobbiamo stare calmi. Ha fatto la preparazione tutta in Germania, tutta col Dortmund, quindi conosco molto bene la squadra. Attenzione, recupera Luke. Dai che siamo in 35, ragazzi, 35 cumendiani pazzi. Attenzione, Marco Reus. Il Wolfsburg ha vinto bene, ma il Wolfsburg cumendiano è molto più bello. Hartez. Ciao Brandon Perea. Dai fioi, dai. Vogliamo una gran prestazione cumendiana, la pretendiamo, la pretendiamo. Attenzione il Paderborn, attenzione Kaunja, chi cazzo è? Attenzione, bravissimo, molto bene difesa del Dortmund. Veneziano, si può distendere il Cume. Si può distendere il Cume. Ecco, il Cume si è disteso per andare a letto però. Prendi la Camp. Buono. Bravissimo, vai, l'uomo dei capelli bizzarri. Vai Royce, 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 no! Mamma mia, non ci credo. Ciao Amaramour. Mamma mia, che miracolo su Marco Reus. Non è... No, palo ha preso. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Che palo di Marco Reus al volo. Vai, Borussia, ancora Reus. 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 Prendila. Park de bus veramente per il Paderborn. Attenzione ancora Marco Reus. Fuori di poco, mamma mia. Dai che ci siamo, stiamo giocando bene però. Dai Borussia, dai Borussia. Dai Borussia Dortmund, dai Borussia Dortmund. Veneziano, Veneziano. Veneziano cosa fa? Al volo il Cume! Parata sul Cume, mamma mia. Che aveva fatto talentissimo. Mamma mia, ciao Lollo. Cosa aveva fatto il Veneziano? Però numero d'alta scuola. Parata del portiere. Dai che il Borussia c'è. Ciao Nick. Dai che il Boru c'è. Dai che il Boru c'è. No, giochiamo 4-2-2. L'allenatore del Cacchius. Veneziano fa fuori il difensore del Paderborn. Attenzione Veneziano. Veneziano. Boom, ancora parata. Mamma mia come stiamo giocando però. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Gol dell'Inter intanto, ho sentito di là, gol dell'Inter. Veneziano, prova il tiro, una merda, eccola. Subito gol dell'Internazionale, bene. Ciao Super Gamer 69. Dai fioi, dai. No, il Cume sbaglia.
Dai, Fioi, bisogna vincerla in casa col Paderborn. Attenzione, attenzione, il portiere! Mamma mia! E non si è perso niente, Beragro. Ma abbiamo rischiato tantissimo qua. Buttiamola via, buttiamola via. Attenzione. Bravi ragazzi, brava difesa, dai. Fine primo tempo 0-0, ma stiamo giocando bene. Dai, seconda frazione, seconda frazione. Al Signal Iduna Park bisogna partire con una bella vittoria, Occhio. Occhio. Ok. Buttala via, bravissimi, dai. Ah, Dio mio, dai, non perdiamoci. Buon primo tempo, non perdiamoci. Non perdiamoci. Cazzo, si è nato il Tottenham, porca miseria. Attenzione, ragazzi, ho bisogno del vostro supporto, però, Io capisco che ci sono partite, ma ho bisogno del vostro supporto comendiano. Attenzione di testa. Mamma mia, fuori di niente. C'è andata benissimo, c'è andata. Ciao Lorenzo Hackett. Veneziano, bella sponda. Bruttissimo questo, bruttissimo. Attenzione, il Cume recupera, però il Cume la perde dopo, non ci credo, l'avevo presa bene. Ma perché? Ma perché? Occhio, Fioi. Dai ragazzi, dai. Marco Reus. Marco Reus, bellissima per Veneziano. Bellissima per il Cume. Ancora miracolo. Il Cume non... Madonna, ma che sfiga, oh, però, che cacchius. Attenzione, il Cume di testa. Prova l'incornata. Niente da fare, niente da fare. Niente da fare. Noi riusciamo a trovare il gol. Attenzione al Paderborn, attenzione al Paderborn. Buttala via. Ancora il Paderborn, attenzione alla beffa, no. Bravo portiere. Dio, ciao Fabio Piatto. Oh, entra Blachikowski. Portierone, ti prego, bravo. Azioni per parte. Occhio, no, non fallo girare. Fuori di poco. Mamma mia, che sofferenza adesso. Ciao Loris Loco. Attenti, attenti. Ok, però ancora il Paderborn al volo. Fuori. Il portiere del Paderborn ufficialmente è stato. Ciao Ciccio Juventino. Entra Kagawa per il Gundo. Vai Kagawa. Veneziano prova la sponda della vita per Marco Reus. Vai Reus. Bravissimo Reus. Sta giocando bene oggi Reus. Attenzione al Cume. Di testa. Mozzarellina per il portiere purtroppo. 73esimo, stiamo giocando benissimo, ma non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Nafio, attenti adesso portierone, bravo portiere. Dai, un bel rinvio. Ancora il Come vuole la sponda, non arriva questa volta. Recupera il Paderborn purtroppo. Attenzione, Hummels sbaglia. Veneziano, sponda riuscita. Tutto rego. Attenzione il Cume! Il Cume! Bellissimo ancora parata! Ma non ci voglio credere, me ne ha parate 50, me ne ha parate. Non ci voglio credere, oh. Mamma mia ragazzi, che sfiga però. Qualcuno mi dice che non dà la lippica. Grazie Insanity. Vai, il comandone per... No, però non mi puoi sbagliare sti passaggi, Cume, no. Vai, ancora il Cume. Ancora il Cume, buon passaggio questo, siamo all'88esimo.
Ecco, la mia squadra, vedi, fa tanti errori, però tanti errori purtroppo. Ciao Lori Coppola. E si comincia non bene con un ennesimo 0-0. Quanti ne ho fatti l'anno scorso? 16 pareggi, una roba assurda. Non è un bel modo di ripartire. 0-0, vabbè. Ciao Luca Lancia. Niente, il portiere del Paderborn ha fatto i miracoli e niente da fare. Ai ai ai. Un brutto 0-0. Dai, dai. Speriamo sia solo ancora i rimasugli dell'altra stagione, dai. Annuncio squadra nazionale. Ciao Marco Ferrari. Guarda, se è qualificazione gioco, se è amichevole no, mi sono rotto il cazzo, sinceramente. Le amichevoli non servono a un cazzo su PES dell'Italia. Borussia Werder Bremen, ancora in casa. Come Courtois o Neuer? È dura, ragazzi, tutti e due fenomeni, non saprei scegliere. Vai. Qua sta diluviando, no, è vecchio, Anibus, se mi dici i nomi, David Lean, sinceramente, dimmi qualche film, perché non mi ricordo tutti i nomi, sono troppo rincoglionito. Vai Fio, il diluvio scandaloso all'Iduna Park. Mamma che diluvio. Quante me ne ha parate il portiere, però, era veramente una sfiga infinita, eh. Bale Royce, tutta la vita Royce. Anche se Bale mi piace tantissimo, però Royce è Royce. Il portiere va in giro, bravo portiere. Buttala su, buttala su. Veneziano Spondona non ce la fa però. Ciao The Smike. Dai Fiori, dobbiamo assolutamente, cioè, essere un pareggio, uno solo, adesso voglio vincere, cazzo, perché non possiamo andare male anche quest'anno, Vai Kume. No, brutto errore qua del Kume purtroppo. Attenzione, Incom. Piatti. Mamma grande portiere, mamma mia grande portiere. Vai Kume. Il Kume vede il Royce. Dai Marchetto, dai Marchetto, dai Marchetto, dai Marchetto. Mamma mia. Ciao Matteo Grilli. Il Kume di testa era veramente dura, questa, però ha preteso una cosa un po' impossibile quel Kume, Ciao Matteo, sì, Matteo Grilli l'ho salutato. Sì, la pareggita è veramente una cosa devastante. Dobbiamo invertire il trend, ragazzi, subito. Attenzione, ancora Borussia che stiamo giocando molto meglio rispetto all'anno scorso, comunque. Attenzione, Royce! Veneziano! Incredibile! Incredibile, oh però, madonna, non ce ne va una giusta, Royce che porco. Non ce ne va una giusta, però. Dai, anche Torquato mi dice di segnare, ma non ce ne va una, non ce ne va una, che cacchius. Gol dell'Inter, ragazzi, che Inter, fioi. Attenzione di Santo, di Santo. Ancora Veneziano, ottima, grandissimo campo, grandissimo, e qua il Veneziano deve segnare, e qua il Cume deve segnare, botta nel cu... Ma perché così centrale? Ma no, ma no, ma no, Royce, Royce, ma dai, ma no, ma che cosa, ho tirato un tiro del cazzo, mamma mia, oh mamma mia, ma che succede, Cume? Attenzione Royce. Royce, stiamo giocando però, Ah, che gol che mi so mangiare. Basta Kuma. Niente, adesso segno ragazzi per voi. Il gol. Dai ragazzi.
Bravissimi, stiamo giocando comunque, questo è già rassicurante, però mangiarsi tutti sti gol non è molto rassicurante. Come per poco, porca mignotta. Troppi crauti come. Come fai calcio scommesse? Bravissimo, come sta giocando Campt, Fioi, mamma mia. Attenzione per Marco Reus, per Marco Reus, per Marco Reus. Ma cosa fa Reus? Ma no, ma no. Mamma mia, sbagliamo tutti ragazzi, la festival dell'errore, cazzo. Festival dell'errore, solo Campt gioca da Dio. Guarda come gioca sto qua, oh. Occhio, Haicikek. Stiamo dominando ma non riusciamo a trovare il gol, fioi. Non ce la facciamo. Di Santo, recupera bene il Borussia. Finisce il primo tempo ancora 0-0, fioi. Come non va più, ragazzi, ricaricate. Se non va, ricaricate. Ammazza, è successo qualcosa? Sono tutti andati, siamo in 20, cazzo, da 50 quasi che eravamo. Oddio. Attenzione, niente da fare, ok, siamo di nuovo in 50. Dai, fioi però, dai ragazzi, su. Reus sbaglia tutto. No, non possiamo pareggiarne 2-0-0 sulle prime due partite perché giuro che ora me ne vado a giocare al Pro Sesto, è ufficiale. Bella questa rimessa. Sto Borussia non vuole girare. Attenzione. Bravi. No, così, ma calma! Cristo di un Dio, calma! Ciao Ambro. Mamma mia, oh, però che spoccio. Come fa una buona sponda. Reus, altra sponda del Borussia. Reus. Bravissimi. Il Cume, gol! Finalmente Borussia 1, Werder Bremen 0, io sto qui! E Veneziano la mette, eccolo qua! Gran gol del Cume, Borussia 1, Werder 0. Mamma mia! Grandissimo Cume, missile del Cume. E che cazzo! Ed è arrivato il gol. Proprio gol di rabbia sotto il diluvio, ragazzi. Gol di rabbia sotto il diluvio. Attenzione, no, subito, però. Gol del Werder su. Ma puttana troia. Solo rete cheat, ecco. Ciao Gabriele Randazzo, prendiamo subito gol. Neanche il tempo di gioire, cioè impressionante. Attenzione, subito il Cume ci riprova. Ma è scandaloso, veramente, scandaloso. Pazzesco. Ciao Franci, l'ho arrivato anche Franci, il buon Franci è arrivato. Fuori gioco, ma è incredibile. Segno dopo un minuto, neanche prendo il pareggio. Mi piace Trieste, non l'ho mai visto. No, sì, Trieste l'ho vista, è giusto, che coglione. Sì, sì, è una bella città. Tira un po' di vento, ma va bene. Merda, sono stato da piccolo però. Ho avuto 12 anni, un mini Cume. Pazzesco però, pazzesco. Neanche il tempo di esaltarmi, gol. Ecco. Pazzesco, veramente. Di santo del cazzo. Attenzione, bellissima, bellissima, il Cume, le ha deviata, ma porca miseria, deviazione schifosa. No, giochiamo, creiamo tante azioni quest'anno, però il risultato non cambia. Non ne vinciamo una.
Dai, ragazzi. Dai che è nostra, possiamo ancora vincerla. Veneziano, buonissimo, però dorme il mio giocatore, il mio compagno dorme. Entra Bush. Attenzione Di Santo, no. Fuori, mamma mia. Cosa ne pensi dell'Italia? Calcio, disastro. Ciao Antonio. Tecnicamente dovrei studiare. 84esima. Qua rischiamo un altro pareggio. Le partite non sono più collose, sì. Questo concordo, non sono più collose, no, le partite, almeno quello. Ma dopo lo spareggio col Bari, è arrivata una serie di sfiga clamorosa. Attenzione, forse un po' lunga, è tanto lunga. Tafa. Ocio. Molto bene. Ah, dai, cazzo! Niente, un altro pareggio, che è un po' frustrante, però. È un po' frustrante, sinceramente, che non vincere mai, dopo un po' ti spacchi i coglioni. Altro errore. Niente da fare. Ennesimo pareggio. Mamma mia, quanto ho pareggiato col Borussia, però. Avevo pareggiato 30 partite su 31. È 1-1. Dio santo. Sì, il Bari mi ha lanciato una maledizione senza fine, Veramente. Veramente, già, ma siamo già in crisi, figlio, che sporo, però. Cioè, ingaggio prendo 4 milioni all'anno, ma servono a poco. Annunciato UEFA Best Player, vinco io chiaramente. Chi ha vinto? Ibra, Robben, Pjanic, grande Ibra. Come la maledizione dell'allenatore su... sì, concordo. Concordolo. Ultimo giorno di mercato. Vai, ragazzi, io ci provo, chiamo sempre, ma qua non gira mai, non gira mai. Non gira. Italia, ancora no, ancora l'amichevole, basta, queste amichevoli hanno rotto il cazzo, veramente. Andiamo a fare le qualificazioni quando volete, ma le amichevoli anche no. Chi ha lasciato la squadra? Sar e Kirk, ok. Salta l'incontro, l'amichevole non ha proprio coglioni. Come domani c'è un altro live, sì, devo ancora capire di cosa, però devo pensarci un attimo. Bundes, Leverkusen, Dortmund, terza giornata, svegliamoci. Dopo c'è l'Europa League, che culo l'Europa League, se ci qualificati per essere arrivati secondi nella Coppa, mamma mia, c'è proprio di lusso, c'è andata. Come impara un po' di calcio su Canale 5, vedi, adesso l'Inter, immagino già i gasamenti dell'Inter per queste partite, è sempre stato l'errore dell'Inter purtroppo, esaltarsi per 1 o 2 partite e dopo prendere le bombe. Ragazzi, Inter e Milan sono finite, mettiamocelo in testa che non vinceremo un bel po'. E l'Europa League, vabbè, l'Europa League è all'interno all'8, bisogna sperare di avere i sorteggi semplici, perché io sono sicuro che con una squadra più forte anche l'Inter avrebbe grosse difficoltà. E non lo dico da milanista, lo dico, anzi, il Milan è ancora peggio dell'Inter, però secondo me la realtà, il Milano è finita. Cioè, finché non compriamo campioni. Cioè, anche l'Inter ha buoni giocatori, ma di fenomeni assoluti non ne vedo. Quantomeno rispetto all'Inter dei bei tempi, rispetto all'Inter del triplete o l'Inter di Bobo Vieri e Ronaldone, madonna. Non avrà vinto niente quell'Inter, però ragazzi, che squadra. Ocio. Eccola là, subito gol, bravo. Mamma mia il Leverkusen, subito gol, bravi. Bravi fioi, bravi. Me ne vado. Me ne vado se continuiamo così, Mamma mia, attenzione il Cume vuole subito pareggiarla, veneziano, vabbè, però se tiriamo così, il Cume di sinistro fuori, da cagare, oh.
Il Cume guffa dislike. Me la manda a me le maledizioni, altro che non riesco a vincere la partita, stiamo già perdendo. Ragazzi sveglia, ragazzi sveglia. Niente, stiamo giocando malissimo, giochiamo male, giochiamo male. Ciao Dorenji. Ragazzi, bisogno di supporto, Fioi, ancora di più, vi chiedo, ve lo chiedo proprio gentilmente, ma non è possibile, non è proprio possibile. Ciao Andrea, Zan. Gol del Celtic. Visto cosa ho detto? Cosa ho detto, ragazzi? Se 2-2 è vero, vedi, l'ho detto io. L'ho detto subito, Fioi. Ma non esaltarsi troppo presto. Ah, Dio mio. Cerchiamo di pareggiare però noi. Il Cume buona sponda per Royce. Attenzione, bellissimo! Vai Veneziano per Royce! Vai Royce! Vai Royce! No, va bene ragazzi, però qua non è colpa mia, ci sono coglioni. Guarda che roba, guarda che roba. Ciao Michele. Mamma mia, palo fuori. Graziati qua, graziati. Dobbiamo ribaltarla però. La saggezza del Cume. Ma non è tanto difficile capire che anche l'Inter non è una gran squadra. Cioè, è brutto da dire, ma è così. Cioè, io ho visto cos'era lì il Milan e l'Inter anni fa, ma anche la Juve non è forte come la Juve di Lippi. Cioè, solo che sfrutta il fatto che il campionato è senza squadre. Cioè, la Serie A è la più povera degli ultimi 90 anni. Cioè. Ribalta la Cume, Fioi, cioè non so più cosa fare, non so più che fare. Non so veramente più che fare. Il venezianone, venezianone, niente, niente, niente. No, non riusciamo a fare niente, cioè poi siamo una squadra di cioccolatai. Attenzione, il Cume se ne va, il Cume se ne va, il Cume se ne va, prova la finta il Cume, prova la finta il Cume, tira il missile! Ancora niente, oh. Niente, niente, niente. Niente, niente, niente. Non meritiamo assolutamente di perdere, ma perdiamo. Il Cume è lentissimo nel passaggio, mamma mia, oh. Mamma mia. Vai Cume, bel passaggio, ti prego. Un tiro da 100... Ma che cazzo ti sia il centrocampo? Un tiro da 100 metri che non poteva andare avanti, vabbè. Ah, Dio sente, Dio sente. Vai Royce ancora, stiamo giocando bene rispetto all'anno scorso. Vai Cume per Royce, molto bella questa e Royce dorme come sempre. Royce dorme, Royce dorme, Royce dorme. Finisce il primo tempo. Borussia uguale India FC, sì, concordo. Dai, sì, la squadra dell'ospedale. Attenzione, questo è un bel passaggio per il Cume. Questo è un bel passaggio. Il Cume! Il Cume! Sentenza! Sentenza di Veneziano 1-1. Io sto qui. Secondo gol in 3 partite per l'asso italiano. Boom boom. 1-1 subito. Sì, cazzo. Bravi ragazzi. Bravi, bravi, dai, finalmente il Cume. Adesso andiamo a ribaltarla, cazzo. Adesso ribaltiamola. Attenzione, passaggio abbastanza della minchia. Dai, che abbiamo pareggiato. Voglio il Frenzy cupolotto. Dai che almeno noi segniamo. Dai che dobbiamo fare noi la svolta. 2 gol del Borussia finora in stagione, 2 gol di Veneziano. Sentenza pura. Dai ragazzi, dai, adesso cerchiamo di vincerla però, cerchiamo di vincerla.
Occio, vabbè, però dai. Bravissimo, mamma mia. Mamma mia, oh. Di testa, buttiamola su. Dai un bel contropiedazzo, dai un contropiedazzo. No! Mamma mia. Non c'è una sentenza così pura. Buttiamola su per un bel contropiedazzo. Eccola qua il Cume. La sponda era di là purtroppo, vabbè. Golasso del Cumo. Del Cume. Dai, però finora ne vinciamo una, cioè 2 gol del Cume in 3 partite, ma devono ancora arrivare i 3 punti. Attenzione, il Cume prova a lanciare un suo compagno, ma non va. Mentre ancora siamo sul pareggio, basta. Sul pareggio non giochiamo più. Buttala su subito. Non facciamo i giochetti in difesa. Attenzione, vai Royce. Royce bellissimo per il Cume. Vabbè, ma allora è proprio una maledizione, oh. Royce, niente, quando si pareggia non si segna più. Neanche angolo, no, vabbè, cioè, però allora veramente mi girano i coglioni, Veramente mi gira il cazzo, però. Entra Kagawa. Bravo Royce. Royce alla fine non sta giocando malissimo, però ci si aspetta di più. Come sei peggio di Dumbia, oh, fioi. Non capisco perché si ciava dei gol devastanti, poi segna gol impossibili. Attenzione, no la beffa. Prendila però, mamma mia. Ciao Gallo. Buttiamola su. Oh, c'ho il tiro da fuori, dai, manco male. Cambia squadra, Io voglio il progetto Borussia, non lo posso perdere così. Voglio vincere qualcosa al Dortmund, cazzo. Sono andato secondo alla Coppa di Germania, l'unica consolazione. Occhio. Però il terzo pareggio no, Attenzione, lancio lungo per il Cume, fuori gioco. Cume sei napoletano, no. Royce uguale salami, poco picanto. Non arrivano. Belle notizie, bravo portiere. Però 3 pareggi consecutivi, cioè fioi. Danno l'ergastolo a Royce. Per piacere. Cerchiamo di vincere la prima partita della stagione. Vai Royce. Corri Royce. Bravo Royce, questa è bella. E dopo un cross di merda. 89esimo. Che 2 coglioni però. 3 punti in 3 partite, ma dai, cioè, proprio grottesco, Niente, pareggio anche questo. Cagare però. Mamma mia, ragazzi, io mi scuso veramente, Io mi scuso di questi risultati, cioè non so cosa dire, non si riesce a vincere, sembra proprio che sia preparata così, cioè 3 punti, già meno 6 dalla prima. Ciao Luca Curti. Almeno 3 partite, 2 gol, almeno quello, cazzo. Adesso c'è l'Europa League contro il Vicente.
Abbiamo un sorteggio di Europa League. Vediamo un attimo. Info competizioni. Europa League. Vicente. E Spagnolo Albor. Girone da passare assolutamente da primi, Vai. Mamma mia, da passare assolutamente su girone. Siamo vicini di casa. Dove abiti? Sì, qua bisogna vincerla. Cioè, se non vinciamo questa, allora possiamo anche ritirarci, UEFA Europa League, prima giornata. Il Cume vuole il gol europeo. Il Cume vuole il primo gol europeo della sua carriera. Veneziano sbaglia già tutto, bene. Dai, cazzo, dai. Sponda comediana, errata. 2 errori in un minuto, però poi la recupera bene, poi la riperde, ma la recupera il giocatore del Dortmund. Gol Fiorentina, bravi. Dai ragazzi, dai ragazzi. Comendoni non riesce a prendere, non era facile. Veneziano qua fa una buona cosa. Il veneziano forse è lunga, lunga, Cristo Duropoulos. Dai, in Europa League voglio la vittoria contro questi morti, dai. Che il joystick si spegne ogni tanto appena cambiate le batterie, porca leva. Grazie, grazie che mi tenete aggiornati. Qua sto prendendo un po' di partite, porca miseria, va bene, dai. Vai Cume. Il Cume, buon passaggio di veneziano. Il Borussia si distende, però veneziano ancora lento. Non se ne fanno come ieri Cume, no? Ieri ero stanco, oggi non sono andato a correre. Oggi riposo come indiano. Dai ragazzi, dai, madonna, dai, però dai. Che cioccolatai che ho. Ventiseiesimo, ancora 0-0. Sei da carcere, lo so. Il Borussia mi sta nominando, concordo. Ecco, bravo portiere. Mamma mia, fuori di niente. Ventisettesimo. Non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Mamma, anzi, noi l'abbiamo trovato anche già 2 gol abbiamo. Non troviamo la smarrita via della vittoria. Dai, però che siamo veramente inguardabili adesso, Proprio inguardabili, porca miseria. Bravo Cube, questa è bella Cube, questa è bella Cube, il missile. Troppo dentro, cioè non è ancora l'angolatura dei tiri qua, penso. Veneziano, parata, ma Cristo. Ciao Jumbo Mix. Veneziano prova la sponda. Fuori. Ma vabbè, ma allora basta. Ma allora ditelo però. Il Borussia è la squadra di Willy Wonka. No, la squadra di Willy cazzo, no Willy Wonka. Mamma, quante ce ne mangiamo però. Cristo Santus. Impressionante, oh mamma mia. Ah, Jesus. Ancora questo joystick, me lo sto incazzando, adesso è ufficiale. Veneziano, bel numero di Veneziano, bel passaggio,
Bel passaggio, il Cume sta giocando un gran calcio, però. Cume c'è. Cume ritirati. Qua il Borussia che deve ritirarsi, non io. Royce. Royce. Angolo come al solito di merda. Fine primo tempo. Più forte il Sassuolo, sì, cazzo. Dai, un bel lancio, dai, un bel lancio. Vai Cume, vai Cume, vai Cume! No, Fioi, cioè, ma cosa devo fare? Ma cosa devo fare? Questa è una nazione strepitosa, un lancio meraviglioso, il Cume ha fatto una cosa grandiosa a mio parere, ma... Cioè, non ne va una, non ne va una. Ciao Antonio Seguenza, ma avete visto che roba? Cioè, meglio l'India sì, cazzo, però siamo anche sfigati, cioè. Attenzione, ancora il Cume, di sinistro, di destro, ancora parata. Ancora parata, ennesima parata. Era meglio, non lo so, era meglio il Bari, era meglio qua. Cioè, ma cosa devo fare, cazzo? Cosa devo fare? No, io non sapevo che cazzo fare, cioè. Veramente non ne va mezza, eh. Ah, Dio mio. Cioè, è pazzesco, mi parano il mondo, mi pare. Ragazzi, dai. Vai Veneziano. Vai Veneziano, prova a lanciarla per Royce. Era bella e Royce non la prende, ma dai. 10 indiani impalati. Mi sta girando i coglioni pesantemente. Però. Sto giocando veramente il Veneziano, sto giocando benissimo. Mi sono strasoddisfatto delle mie prestazioni adesso, Solo che me le parano tutte e la mia squadra non mi supporta. Ancora il Cume che la recupera. E dopo è lento alza. Oh, però non ne va mezza. Oh, non ne va mezza. Oh. Non ne va mezza. Ciao Matteo Ferrari, non so se ti ho salutato, non mi ricordo più. Sono qua che sono rimbambito perché vedo proprio un calcio beffardo. Mamma mia. Attenzione, no, no, la beffa, bravo. Mamma mia, se usciva di più erano cazzi, Ne vinciamo una. Veneziano per Royce. Ancora, basta però. Ciao Alessandro, fratello di Simone. Niente, non c'è verso di vincere, però proprio, penso che sia proprio, non so neanche di chi la colpa ormai, perché è pazzesco, qua non si può non vincere con questi, cioè... Royce, prova di testa, è bello, però è lento. Brutto fallo del Comendone qua. Attenzione, no la beffa, mamma mia, mamma mia. È arrivata Eli? Ciao Eli. Esce Royce, entra Kagawa, ma... Veramente un disastro. Arriva Eli e il Cume segna, speriamo. Ma... I gol li ho anche fatti già, però non vinciamo, non vinciamo. Non c'è niente da fare, non si vince. Guarda che roba, che male che giochiamo, mi sto un po' scazzando, però sono sincero. Sto un po' scazzando a vedere una partita, cioè vedere che non ne vinciamo neanche una, cioè ne capisco qualcuna, qualche pareggio, qualche vittoria, ma tutte pareggi, cioè... Però sto anche zitto, ecco, mamma mia.
Oh, gol di Palacio. 3-2, madonna che partita, ragazzi. Niente, niente, niente. Molto, molto male, ragazzi. Bara. Sono proprio stufo, sinceramente. Pareggio anche in Coppa. Luca Curti, cosa vuoi che afferro qua? In Europa devo ancora segnare il primo gol. Borussia Friburgo, vediamo se riusciamo a battere il Friburgo. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Non è che c'è lo zampino dello script, non lo so, non lo so. Non so più cosa dire, fioi. Pareggio sì di merda. Dai, basta, adesso mi sono rotto il cazzo però. Adesso si vince o mi ritiro, mi ritiro a 21 anni, veramente. Mamma il cume che sboccio, però guarda che cuore che ho io. Loro dormono, io ho il cuore. Sì, adesso bisogna per forza vincere, concordo. Non c'è più appello. 8. Se perdi sono un salame, se perdo me ne vado. No! Ah, Cristo. Ciao Dennis Pro. Ciao Ste. Occhio ragazzi, occhio. No, guarda, io sono sincero, devo dare una svolta a sti live perché sennò veramente mi gira il cazzo, Veramente mi comincia a girare le balle perché non si può con una squadra come il Borussia giocare così male. Bravo Royce. Passala Royce. Bene però va a cagare, oh ma che sboro. Ciao Andrea, ciao Daniele. Ciao fratello Fede. Che disastro. Philip. Non parlo più. Non parlo più. Non parlo più. Non parlo veramente più. Un disastro. Peggio dell'anno scorso come risultati, forse. Rispondi come da campione. Rispondi da campione. Tu vai a fare in culo, va. Ma vaffanculo, merda, dai, ma basta. Calma, Kuma, calma, ragione. Eli mi saluti, ormai la Elia sta conquistando il cuore di tutti voi, più del Kuma. Avete ragione ragazzi, sto Kuma fa da... Cioè, io non mi sembra di fare da cagare, ma se la squadra gioca così non so più cosa fare, sinceramente. Lancio per il Kume, sbagliato chiaramente. È un pollo il nostro Kume, ci sono un polletto. Sono un polletto avariato. Come provo una cosa impossibile, infatti, che cazzo provo non so. Frustrante. Abbassa il livello, no, non posso, cioè è troppo per il mio orgoglio, è troppo schifosa questa cosa.
niente, poi neanche il Borussia ho idea che il prossimo anno, se voglio fare qualcosa, devo andare via anche dal Borussia. Poi pressiamo. Bravo. Ma non così. Ma no, vabbè, però. Cioè, non so, non lo so, ragazzi, non so più cosa fare. Non so proprio che fare, Fiori, cioè, non dipende da me. Veramente di una frustrazione devastante. Niente, non ne va a mezzo. Però sto fermo adesso, cazzo. Adesso vediamo stando fermo. Non la chiamo più, porca puttana. Guarda, tutti sbagliati. Sì, il mio talento qua, il mio talento, però io anche i miei gol in Germania li sto facendo, cioè nel senso, guarda. 2-0. Mamma mia che crisi. Attenzione il Kuma, ok. Vai Kuma, niente, ennesimo passaggio sbagliato anche del Kuma, vabbè allora c'è. Che stress, oh. Mi sto nervosendo abbastanza, Mai fatto stagioni così su Diventa un mito, mai fatte proprio. Niente. Neanche rimessa mia, no vabbè, ma allora però c'è qualcosa che non va, ragazzi, perché non ho altre spiegazioni, onestamente. Non ho altre spiegazioni. Non si riesce a fare niente. Ma l'ha persa anche questa, niente. Ciao Francis Suri. Troppo veloce, devo aspettare un attimo prima di passare. Ma ormai ho il terrore di toccare palla perché me la fregano subito se non la passo in un secondo. Bel numero qua di Veneziano. Veneziano. Prova il dribbling, non riesce. Niente, fanno quello che vogliono. Ciao Laura, San Vitale. Fuori gioco, sto proprio stufando, sono sincero, ragazzi. Sto stufando. Ragazzi, però non posso andare via dopo snaturiamo la carriera se cambio un'altra squadra. Cioè, io devo aspettare il contratto. Io lo capisco, avete ragione che è una merda, però non posso andare in 1000 squadre in 3 anni. Beh, questo bel passaggio, vai Kuma, credici. Vabbè, allora andate a cagare però. Il Kuma è sbagliato. Quei 2 tiri, 2 gol ho subito, Sì, dati all'alcol, sì. 3-0 in casa col Friburgo. Sì, cioè. Abbastanza grottesco. Ciao Laura San Vitale. Ragazzi, non cominciate a eccitarvi, sarà sicuramente con l'account della sorella o della mamma, fate i bravi. Nientava. Ti ho salutato, Laura. Ciao Alessandro Luca.
Mamma mia che 3-0. Veneziano prova un buon lancio per Royce che non la prenderà chiaramente. Non è neanche Royce. Cosa fa il Cume? Cosa fai? Fuori gioco. No, gol 3-1, assist di Veneziano. Ciao Alessandro Tommasoni, 3-1, salviamo almeno l'onore con un buon assist, ma c'è poco da stare allegri. 3-1, bene, dopo 3 pareggi e una sconfitta, mi sembra un bel modo. Vediamo se metto l'assist, penso proprio di sì. Assist 1, manco male. Allora, oh, un'altra femmina c'è, un'altra ragazza. Non è detto, raga, non è detto, fate i bravi, può essere con l'account. Neanche non guardo la classifica, perché mi è da piangere. Nazionale dell'Italia ci sono. L'onore se ne è andato da tempo, eh. Borussia Offenheim. Vediamo se riusciamo a vincerne una. Pioggia. Come Laura se n'è andata. Fioi, veramente qua è tutto abbastanza grottesco. Vai. I tifosi del Borussia cominciano le prime critiche. Ha detto adesso basta, dopo 2 anni così ci siamo rotti il cazzo. Hanno ragione d'altronde. Hanno ragione. Brutto fallo del Cume che parte subito cattivo. Io ho 2 gol e un assist. In 4 partite non è un brutto score, è che la squadra ha 3 punti in 4 partite, questo sì che è brutto. Faccio qua l'ungherese Salazai. Mamma mia, fuori gioco, subito rischiamo. Guardate l'Inter che è meglio, Quasi quasi, Dio Christiansen. Dai, come dai. Ecco. Un abbraccio dall'Irlanda, ciao Traina. Vai. Ma aspetta un attimo, Camp, Madonna de Dius. Buono. Ecco, bel cross di merda. Vai come di testa. Fallo. E niente. Cagarva. Ciao Pietro Vanin. Dai Royce, marca Royce, marca Royce. Proviamo il 4-2-3-1 offensivo. Se l'allenatore mi dice così. Ciao Dorengi. Fioi sveglia. Dai raga, dai. Buono questo. Vai comandone involati. Vai comandone involati. Vai come involati. Vai come involati. Buon passaggio. Non perderla! Madonna. Uff, che noia. Che noia, Fioi, che noia.
Franci LOL for President. Scusate, sono un po' demoralizzato perché fare live e non vincerne una spacca i coglioni. So, ci svegliamo, ci svegliamo. Fioi. Mamma mia che nervi. Buon lancio del Cume. Vai, prendila però, cazzo, prendila, è un anno di vantaggio, ecco. Attenzione, calcio d'angolo. Siamo qui per me, grazie, però sarebbe anche importante fare un po' di risultati, sinceramente. Vogliamo un po' di risultati, Cume. Dai, Cume, sveglia, cresci, Cume. Bello sto passaggio, un passaggio emozionante. Passaggio realmente emozionante. Dopo andavo andato dopo il Borussia, torno al Bari, cazzo. Torno al Bari. Fine primo tempo. Voi ciabatte 5 euro. Meglio XNXX. Bei tempi, i tempi di XNXX. E sto Borussia non c'è, e sto Borussia non c'è, sto Borussia proprio non c'è. Un po' cioccolatai, non c'è niente da fare. E facciamo qualcosa? Dai Royce, bella questa per Royce. Ma che roba? No, vabbè, ragazzi. Ragazzi, per giocare a Hello Kitty o a Giulia che passione. No, Giulia che passione, figlio. Bello, bel passaggio. Eli ci canta gelato al cioccolato, dolce un po' salato. E noi bestemmiamo in austro-ungarico. Fallo. Mamma, mai visto una stagione così, però. Fioi, basta, penso che il mollo PES se continua così, Nemmeno un cume su di noi. Per i peni, lol, sì. Raga, non so più cosa fare. Raga, non so più cosa fare. La frustrazione a livelli devastanti. Cioè, non giochiamo. A sbarcare dal barcone, bella questa. Portiere, dove vai? Mamma mia, che rischio. Per vedere perdere il Borussia. Siamo venuti proprio per questo, siamo venuti. Il portiere fa queste stronzate. La tua carriera è Torquato, non so cosa dire, Torque. So solo che è una cosa indecente. È una cosa indecente. Cioè, non vincere una partita col Borussia dopo 5 giornate mi sembra un po' grottesco, ripeto. Vai, Royce.
Buono, questo è un buon cambio gioco. Adesso mai più. Adesso mai più! Cosa avevo fatto in scivolata? Ma porco troia. Klopp si è impiccato, ragazzi. Klopp si è impiccato. Cosa avevo fatto qua? Come dal Parma non prendo stipendio. Cosa mo da fare? Ecco. Ma poi sbaglio queste cose qua, la va a cagare. Come ci sta mettendo il cuore. Ma non basta. Buono ancora. Dai cazzo. Dai cazzo, questo deve essere gol di testa. Vabbè, ma dai. Ho 95 di testa. Ma che tiri sono, cazzo, dai. 95 di testa, faccio ste cose, ma dai. Vabbè, basta, veramente. Vediamo la classifica. Siamo 16esimi a 4 punti, ragazzi. Fate voi, ragazzi, fate voi. Fate voi contro l'Espanyol. Europa League. Adesso voglio vedere la squadra senza di me. Adesso mi riposo. Adesso mi riposo per 2. Poi voglio vedere cosa facciamo senza di me. Voglio proprio capire, cazzo. Dove siamo? Vinto 1-0, ma andate a cagare allora non gioco più, guarda. Abbiamo vinto. Adesso mi riposo anche in coppa. Affanculo, no, perché tra l'altro adesso mi riposo alla grande. Adesso siamo in coppa contro il Werder Brema. Turno 2, benissimo. Si mi fa che è un gelato, vorrei che io cosa vorrei una... lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Adesso mi riposo anche qua. Avanzamento, salta incontro, vediamo, merda, vediamo. 3-0 Vinoffio, no, mi incazzo. No, mi incazzo. No, inaccettabile, inaccettabile. Inaccettabile. Hannover Borussia, vediamo, torniamo, vediamo. Scivola tutta. Cioè, dai, è pazzesco. Entro io non vinciamo. Cioè, una roba senza senso. Cambiamo anche divisa che sta qua porta una sfiga. Oh. Borussia bagato, sì, concordo. Vai, maglia bianca. Come porti sfiga, sì, concordo. Vabbè, siamo riposati. Adesso vediamo se la squadra con queste 2 vittorie ha preso il morale, vinciamo. Dai, vediamo se è servita sta cosa. Troll Cumendiano, sì, concordo. Che rabbia. Che rabbia, che rabbia. Che rabbia. Adesso devo veneziano per Royce. Royce! Fuori di niente. Arrivo io non si segna. Arrivo io non si segna. Come simula fino alla fine del mercato. Almeno abbiamo vinto 2 partite, un po' di morale, insomma. No, ero proprio curioso di vedere. Ero proprio curioso. Vai come. Royce, bellissima. Questa è bella. Non ci arrivo io perché sono lento. Era bella però questa purtroppo. PES Simulator. PES Simulator proprio, sì. Arrivo io, giochiamo di me, ma guarda, che roba, no, ma Fiori, ma cioè, fa ridere, veramente, no, cioè, rido per non piangere, perché è una roba veramente grottesca. Guarda, anche in difesa vado per fare cose non si sa. Il Cume lancia Royce. Dai, Royce.
Fallaccio del Cume. Ha giocato sicuramente, ha giocato Gesù quando non ho giocato io, perché... Ma guarda, ma c'è, ma Fioi, ma guardate sta roba! Cioè, guardiamola tutti insieme, vi prego, perché è veramente ignobile, È tutto così ignobile. Grande. Da cagare, va. Ammonito veneziano. Ah, Dio mio. Dai, Cume, dai. Vai, Royce. Vai, Marchetto. Bravo, Royce. Bravo, Royce. Questa era bella, poi fa la cosa più difficile. Ma perché? Passala semplice. Vai, Cume. Il Cume qua, molto bella. Tira, tira! Gol. Alleluia, oh, alleluia. Gol di Savino, gol di Nicola Savino. Spolo. Buono, dai, 1-0. Mamma mia, oh, però Fioi che sbozzo. Ecco, finalmente arriva il gol, ragazzi, dai. Finalmente è arrivato sto gol. Cerchiamo di continuare così, Fioi. Sì, i tifosi sono veramente incazzati neri. Il Cume la dà a Royce. Questa forse è positiva. No, neanche questa. E Royce non la recupera mai. Ciao Marco Ferrari. Cume sa disegnare? No, purtroppo. Cerchiamo di tenerlo sto risultato, però, vi prego. Attenzione portiere. Ok. Viva Venezia sempre e comunque. Non 2 € per far segnare il Cume. Doniamo 2 € per far vincere il Borussia più che altro. Veneziano, fuori gioco. Del porco. Ha dato la fuoco alla villa di Veneziano. La villa di Veneziano è bruciata, cazzo. Dai che dobbiamo vincerla, Fiove, prego. Non facciamo una goleada su PES dai tempi di Bari. Dai, pressiamoli. Perdiamoli sta palla, sto coglion di Albornoz. Prib. No, non possiamo prendere un dribbling da Prib. Uno che si chiama Prib. Prib. Guarda il Prib. No. Veneziano prova a lanciare. Il porco, vai porco. Vai porco, 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 vai porco. Parata. Usate piccolo Cume, grande. Grandi ragazzi, voglio bene, siete mitici, siete veramente dei fenomeni. Siete voi veri fenomeni. Dai, dai. Piccolo Cume, grazie Eli, tutti piccolo Cume, il piccolo Cume. Basta che la vinciamo, anche se non me ne fotte un cazzo, voglio vincerla questa. Vai Cume, ecco. No, sono già bonito, espulso. Tutorial su come fare il coglione. Hai ragione, Veneziano se ne va sotto la doccia, è giusto così. Almeno vinciamo forse, senza il Cume vinciamo probabilmente. Prima espulsione col Borussia mi sembra,
Patrimonio dell'UNESCO il Cume, vabbè. Speriamo di non aver dato la sconfitta, ti prego. Adesso vediamo senza di me, vediamo anche in 10. Volevo proprio vedere. Attenzione, Royce. Mamma mia. Come bad boy, sì, come bad cool, altro che bad boy. Bene che proprio bene che non gioca per un bel po', eh. Vediamo se la vinciamo anche in 10 senza Cume, dai. Dai, fia, vinciamola. Prego, vinciamola almeno. Come veramente se ne vai i tifosi delle Borussia sono un po' spazientiti di Veneziano che si è cominciato con 2 gol. Però è proprio nervoso, si vede quando è uscito un po' di fischi della curva del Dortmund. Dai, teniamola. Vai al Milan, Vediamo Torquato, vediamo Royce da solo. Royce, guarda cosa fa Royce senza di me, guarda Royce, vaffanculo. Fischia, sì cazzo, 1-0, almeno abbiamo vinto. Guarda come pressano senza di me, Lo so, dai che è arrivata la vittoria. Alleluia, 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 yeah. 13esimi, 7 punti, meno male che la classifica è cortissima. Neanche voglio guardare però per il momento. Amichevole, ma non voglio fare amichevole, ma sti qualificazioni. Cioè, insomma, io dico, ma le qualificazioni mondiali le facciamo sempre d'estate, mi sembra. Questi borussiani, sì, sono veramente buggati. L'Italia vince l'amichevole. Come sei il meglio, grazie. Adesso vi prego, cerchiamo di vincere. E col Bayern Monaco, ciao. Guarda, se vinciamo col Bayern non gioco, giuro che veramente mi incazzo. È ufficiale, vediamo. E vinciamo 2-0 col Bayern. No, vabbè. No, 2 vittorie di fila. Madonna, siamo tornati, ragazzi. Senza il Cume le vinciamo tutte. Ma no, veramente. Veramente grottesco. Adesso c'è l'Alborg in Europa League. Guarda. No, ultima prova, scusate. Ultima prova per vedere proprio la beffa. E vinciamo 2-0. No, vabbè, cioè, ma basta, no, vabbè, non ho parole. No, Fio, mi incazzo. Basta, adesso mi sono girati i coglioni. Con Eintracht Francoforte. Guarda, tutti che ridono, guarda, tutti che ridono, maledetti. Ok, sono in panchina, giusto così. Giusto così, almeno come la realtà. Voglio proprio che la squadra, avete ragione, forse la squadra non mi vuole. Non vogliono una prima donna come me, figo, meraviglioso, stupendo, non mi vogliono. Adottate un piccolo Cume, sì. Royce non gioca bene con me perché è geloso. A sto punto comincio a pensare che sia vero. Gomblotto, sì, il cupolotto. Sì, il cupolotto come arrivano messaggi. Royce. Sì, messaggio di Royce sul telefonino. Nasconditi Cume. Grazie, porco. Vediamo sti messaggi. Mamma mia che rabbia. Pazzesco veramente. Dai, cerchiamo di vincere, dai, senza di me si vince. Senza il Cume si vince, con il Cume si perde. Questo è il calcio del cazzo. Ecco, attenzione, mamma, ecco, le parlano tutte, è tutto meraviglioso. Guarda il Borussia senza di me, guardalo. Voglio un Cume domestico. Guarda, ecco arriva il gol. Inguardabile, è tutto così inguardabile. Guardio? Mamma mia, guarda che Borussia, niente, dopo sono io il problema, capito? Troppo prima donna il Cume, i tifosi del Borussia, striscione con scritto Cume sei grande, Cume sei figo, Cume sei tutto, ma senza di te vinciamo, firmato un gruppo di tifosi da sbora. Oh Dio mio. Dai ragazzi. Il Mickey, guarda che roba, un calcio bailaro. Ma guarda come pressano però, questo non era neanche fallo.
Incredibile, it's incredible, it's incredible. No, non le gioco se le salto. Non le gioco, ragazzi, non le gioco. Royce, Marco Royce. Gundogan. Va, Vardy, spettacolo, spettacolo. Ciao Eli, un saluto, ci vediamo presto Eli. Come sempre grazie per il tuo supporto elioso. Mamma mia, Ciruzzo. Vogliamo il gol di Ciruzzo. Aia. Oh, anche senza il cume perdiamo. Bella notizia. Teniamo il cumino solo per il ciuffo. Mi sono fatto tutte le fidanzate dei giocatori, ragazzi. Attenzione, mamma mia. Incredibile, stiamo perdendo. Allora non è il cume. Fine primo tempo. No, munizione. Che cazzo. Ragazzi, supporto, vi prego, non possiamo perdere dopo le due belle vittorie, cazzo. Fine primo tempo. Entra Veneziano, adesso voglio dimostrare che non è colpa di Veneziano se non si vince, lo voglio dimostrare, cazzo. Attenzione il cume subito, il cume subito, esce bene trap. Dai, dimostriamo a sti cazzo di tedeschi che non è colpa mia. Dimostriamolo, cazzo. Dimostriamolo. Però stiamo perdendo e non va bene. Incredibile, però, incredibile. Sono in panchina e perdiamo. Cioè, comunque, devo essere fuori dallo stadio, o espulso o squalificato. Vai Veneziano, vai Veneziano, vai Veneziano. Veneziano prova a darla a Royce, passaggio inguardabile. Attenzione, buono. Dai, andiamo a pareggiarla intanto. Ma finire che veramente le simulo tutte, eh. Dai Veneziano, dai Cume. Il Cume prova un passaggio un po' difficile, purtroppo non va a segno. Hanno rapito la nonna di Florenzi. Vai Cume, bravo. Ma che sì, ma però ragazzi, ma avete visto che sfiga, no? Perché c'è la prossima che sia solo la sfiga cumendiana. Dai, pressiamoli. Rissa fine partita tra Royce e Veneziano. Niente, proprio comunque con Veneziano non gira. Ma risegna su azioni solitarie, su proprio qualche assist ogni tanto. Questo è bello, bravo Royce. E il Cume, vedi, il Cume però in queste situazioni è lentissimo. No, a me! Ma dai, ero là, vabbè, allora vuol dire che c'è proprio un complotto, però. A Royce non la dà a me che ero da solo, vabbè. Notte Natasha. Preferirei lavorare al McDonald's che giocare nel Borussia. Come assist che non va. Il cupolotto. Un cupolotto scandaloso. No grazie, vogliamo ciabatte. Ah sì, però giochiamo veramente un calcio inguardabile. Calcio inguardabile. Occhio. Fuori. Sì, Don Not parole veramente. Il Don Not ci sta sempre, il Don Not. Arrivo io e perdiamo.
Ma perché così lunga? Ma perché? Mamma mia, per poco. Dai, pressiamoli, mancano 4 minuti. 4 fottutissimi minuti. Dai ragazzi. Proviamo l'ultima azione. Niente, uno di recupero, finito, finito. Che il porco. Torniamo nel baratro purtroppo. Torniamo 10 punti. E meno male che siamo tutti là, però fioi. Che fatica, non vinciamo mai. Dortmund Colonia. Rimettiamo la... No, ho sbagliato, devo cambiare maglia, che porta sfiga sta qua gialla. Dai, la porta è quella là con la rete, con i pali. Dai. Quanto vorrei un 7-0, cazzo. Ciao El Mimmo. Dai, sarà anche una bella giornata oggi a Dortmund. Dai, in casa. Il Cume ha ancora chance di giocare. Osako. Vai Veneziano, il Veneziano si invola, il Veneziano si invola. C'è un Veneziano in tutti noi. Ecco. Bello, passaggio interessante. Essenza del Cume, vai Giorgio Armani. Veneziano si spinge ancora in avanti. Il Cume non la passa, il Cume comincia a essere egoista. Forse primi sintomi di mal di pancia del Cume? Primi mal di pancia del Cume, chi lo sa? Il Cume adesso la passa. Royce! E non mi arriva giusta, e non mi arriva mai. Ho cambiato i scarpini ragazzi, ma non me li fa cambiare. Cioè, una volta questi pensate, gioco con i scarpini di merda tutta la carriera, che bello. Sono proprio belle notizie queste. Royce. Niente, passaggio di merda. Royce non salta di testa perché è faticoso e si sporca i capelli. Veneziano per Royce, bel passaggio. Il Cume in area chiaramente la sbaglia. Tutto regolare, tutto rego. Ciao Ste. Ah, Dio mio, non stiamo neanche giocando malissimo. Ecco, ultime parole famose, mamma mia. Vai Royce. Bello, ma passamela raso terra. Mamma, a me ci vuole tanto, Cristo di un Dius. Guarda, mille errori, oh, Fuori. Devo cambiare lavoro, sì, Fabio. Ecco, bello sto passaggio. Interessante. Buono. Ok, finalmente un'azione degna di nota. Royce, chiaramente non me la passa. Stiamo anche giocando adesso perché comunque le azioni le abbiamo fatte solo noi, però campionato Juve-Roma, chiaramente la Juve. Vai
Vai venezianone, vai venezianone. Va da Royce ancora. Dovevano essere i gemelli del gol, sono i gemelli della minchia invece. Il Cume, Cosa ha fatto il Cume? Un lampo! Fulmina ciel sereno! Io sto che... Silenzia tutti i tifosi! Silenzia tutti il Cume! Silenzia tutti il Cume! Finalmente! Grandissimo gol! Mamma mia! Ogni tanto il Cume ha queste lampo di genio. Terzo gol in campionato. Ogni tanto il Cume ha i lampi di genio, con questi gol pazzeschi. E porca miseria, che gol. Lampo di genio cumendiano. Un lampo del Cume. Cosa ha fatto il Cume? Un gol straordinario. Ah, Dio mio. Manco mai tenimo sto risultato. Attenzione, il Veneziano deve ancora fare una tripletta in carriera. Finora solo doppiette e neanche tante. Con il Bari alla fine. Il Cume ha fatto saltare Mileris che... No, ragazzi. Grandissimo. Grande Stefano. Love per Stefano. Ai ai ai. Fiori, teniamola. Teniamola a tutti i costi, Ammazziamo qualcuno piuttosto, ma teniamola. Teniamola. Come non ci arriva. Merda. Ancora noi, ancora noi, ancora Dortmund, ancora Dortmund. Dai che vogliamo il Dortmund sontuoso. Attenzione il Cume. Questo non era malaccio, però purtroppo c'è il difensore. Vedo la neve fuori dalla finestra. Che stronzoni che siete. Ancora Borussia. Ancora Borussia, purtroppo un lancio ancora errato. Sponda bellissima del Cume per Royce. Il Royce, niente da fare. Mi ricordo ancora la doppietta negli europei che non è servita a niente, cazzo. Attenzione a Osako, il piccolo Osako. No, 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 prendiamolo subito. Buttala via, buttiamola via. Domani scuole chiuse causa neve. Ecco, va fuori gioco, ma comunque. Finalmente una bella notizia in questo mondo di merda. Veneziano non fa la sponda, ma fa un bel... alla fine un velo per Royce che non sfrutta purtroppo. Non ci siamo. Voglio il secondo gol perché è rischioso. Bravo Subo. Buttala via Subo. Grazie dei fior. Dai, teniamola noi, Beppe. Vai di testa, molto bene. Merda. Dai, 80esimo, 10 minuti, cazzo, 10 fottutissimi minuti. Teniamola noi. Non l'ho chiamato, non capisco perché ne ha passato anche fuori gioco. Perché me la dai a me? Vai. Dai, 83esimo, ancora, dai, prendiamola noi di testa. Bravo, Hummels. Però non c'è centrocampo, siamo spaccatissimi. Questo è il vero problema. Bravo, Vene. Dai che la può decidere il Cume. Ma no, ma basta con questi passaggi alti, Cristo. Vai Cume. Qua il Cume la perde, non bene questa azione. Il Cume la recupera molto bene. Il Cume la dà a Royce. Royce! Assist di Veneziano e gol di Royce. Ecco le tipiche azioni di quello che dovevano essere i gemelli del gol. E invece non lo sono stato per adesso. Bravo Veneziano qua. 2-0. Porca miseria. Devo una bella vittoria. 2-0 e silenzio. E silenzio, cazzo. Silenzio, porca troia. 7,5 per il Cume. Individuali. Vediamo se mi danno l'assist. E l'assist ce l'ho. E silenzio.
Porca puttana, deve girare prima o poi. Dai, 13 punti, dai, pian pianino, sono tutte là, madonna, veramente campionato bello, interessante. Che cazzo, adesso voglio anche il primo gol europeo, voglio, contro l'Alborg. Ciao Fabrizio Pizzichillo. Che cavolo, adesso vogliamo anche i primi gol in Europa con l'Alborg, ragazzi, 2 stelle all'Alborg. Se lo vinciamo con l'Alborg potremmo anche andare a fare in culo. Dai, fioi. Bisogna continuare su questa lunghezza d'onda. Ti aspettano le comendine? Eh sì, cazzo. Dai, fioi, che insieme stiamo spaccando culi adesso. Dai. Andiamo a vincere anche in Europa con il gol di Veneziano per ipotecare il passaggio del turno. Voglio ipotecare. Voglio ipotecare, ragazzi. Ho bisogno di ipotecare. Quanto mi piacerebbe che io e Royce cominciassimo veramente, non so, una serie di 20 gol, cazzo, insieme. Sarebbe stupendo, porca miseria. Sarebbe meraviglioso. Dai, vediamo se ce la possiamo fare. Attenzione che l'Arbor comunque, anche se 2 stelle, deve sempre rispettare tutti in Europa. Abbiamo 7 punti finora in Europa. Purtroppo il Kuma ha giocato solo una partita per scelte tecniche. Veneziano. Veneziano fa una buona cosa. Fa salire la squadra, cosa importante per un giocatore delle sue caratteristiche. Qua c'è l'errore. Il Kuma la recupera. Il Kuma tiro. Che sboro. Un attimo di calma con questi messaggi. Tre gol come adesso. Basterebbe anche un 1-0 beffardo. Mi andrebbe benissimo. Dai Dortmund, dai. Ancora questi messaggi. Oh, porca zoccola. Vogliamo una doppietta. Johnson. Mamma mia, fuori di un niente. Dai di testa. Molto bene. Royce da veneziano. Non era malaccio. Royce ancora. Royce veneziano. Di poco. Deve cominciare questa cazzo di intesa che in mezzo anno non c'è ancora, purtroppo. Solo veramente a piccolissime dosi. Pressiamoli. Grazie Andrea Persiani. Un orgasmo per Tori 5 euro. Me lo do io l'orgasmo se vinciamo. Buono. Il Kume. Best Kume in the world. Attenzione al Kumendone. Forse un po' lunga. Che sfiga. Oh. Perché maglie diverse? In che senso maglie diverse? La mitica coppia Falcao-Kuma. Io mi ricordo, quella diventa un mito là. Poi quell'ultimo video che ho fatto Wear the Champions con tutte le foto della carriera. È stata una roba devastante, cazzo, mi ricordo. Vai Kuma, il Kumendone. Il Kuma è lento, cioè il Kuma è lento in queste cose. Devo crescere ancora tanto in velocità. Perché in Europa giochiamo con la maglia diversa. Facciamo fatica, femo fatica. Questa è la storia del Borussia Vittoria. Dai Kuma. Ok. Nicola Savino. Vai veneziano. Niente, il primo gol in Europa ancora si fa attendere. Christiansen, Benedictus. Comunque con la nazionale giocheremo solo i match, come si chiama, le partite ufficiali, mondiali e qualificazioni
Gli amichevoli proprio mi stanno sul pacco. Kume, Rivière, Falcao, altro grande terzetto, mamma mia. Dai, ma non pensiamo che quel Borussia sia per forza. La mia occasione ci sarà di vincere qualcosa. Già la Coppa di Germania l'altro anno è stata una prima bozza. Purtroppo persa col Bayern in finale in una partita atroce con un rigore scandalosamente regalato al Bayern. Però vorrei segnare in Coppa, cazzo, è importante segnare in Europa. Anche in Champions vorrei giocare, devo ancora giocare in Champions, porca mignotta. Attenzione il Kume lungo, madonna, ma che passaggi però. Ciao Giancarlo Spurio. Dai fioi. Dai ragazzi però. No. Non va. Attenzione. Gol. Mamma mia, fuori di poco. Ma dov'è Frenzy LOL? Ho bisogno di un commento del buon Frenzy LOL. È andato via Frenzy. Ciao Torquato, grazie del tuo supporto. Ciao Luca Curti. Facciamo la prossima e l'ultima, poi chiudiamo, ragazzi. Comunque cercherò di vedere un po' i live e capire in che giorni sia meglio farli, che con le partite ho visto che ci sono comunque delle defezioni. Attenzione, vai Royce. Cosa mi ha fatto Royce? No, peccatus. Rigore per il Liverpool, speriamo dai. Ah, Bala ha segnato, che palle. Bravi ragazzi, dai che la possiamo ancora vincere. Niente, troppo lunga. Sì, Torquato è sempre presente, ragazzi. '73esimo. Fuori gioco. Ah, ciao Andrea Cannistà, non ti ho visto probabilmente. Scusa Andrea. Le chiedo perdono Andrea. Niente, in Europa non si segna. Madonna, che passaggi sono? Poi neanche le chiamo sempre, oh. Rigorelli. Lo so, anche Fabio Piatto è sempre presente. Sono lo zoccolo duro del Kume. Oggi è mancato Paul Heyman, mi sembra. Sì, oggi è mancato il Paul. Ah, Dio mio. Vai contropiedone, ma no così, Royce, no così. Niente, in Coppa non si segna per il momento. Con pareggio può andare bene, insomma, dai. Fallo del Kume, peccato, speravo di rubar palla. Vero, Flash Simulator devo fare anche, che sto periodo, io sapete che ero tanto a periodi, sto periodo vole di calcio, cazzo. Il Kume è... peccato. 90esimo, riteniamo che il pareggio può andare, dai che se con l'Albor speravano di segnare, pazienza. Il Kume da terra la prende, però dopo il Borussia la perde di nuovo. Finisce 0-0. Kume Hannibus è un idolo, certo, beh, Hannibus. Grazie di futurista che mi ami. Dai, ultima partita del live.
Io voglio essere lo zoccolo duro destro. Vediamo la classifica. La classifica... Bene, 8 punti, perfetto, dai. Siamo messi bene. Ultimo di campionato per oggi. Mainz, Borussia. Questa la dobbiamo assolutamente vincere e chiudere bene questo live. Cambiamo divisa, che a mio parere porta sfiga. Ok. Vai, vai ragazzi, vai che la vinciamo questa. Me lo sento 3-1 vinciamo. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il comandante. Mainz, Dortmund, ultima partita di questo live comandiano. Duricic, Jace, Park Juhu. Buono, buon recupero. Il veneziano si butta in mezzo, il veneziano! Mamma mia, per poco, dopo 5 minuti c'era già il primo goals. Pecca. Bravo Royce, bel recupero. Siamo partiti benino. Ciao Simone Moccia. Vai Piszczek. Bello Piszczek, mi sei piaciuto. Bravo, recupera bene però qua, diamogli fiducia a Piszczek. Veneziano che fa una gran cosa, però la lentezza lo frega. Occhio. Portiere. Bravo, ottimo recupero, questo è importante perché abbiamo rischiato tanto, rischiavamo... No, non l'ho chiamata, Royce, sta calmo. Sta calmo Royce, madonna, subito che la passa. Ciao Daniele Enrique Vasquez. Vai Come. Testa non la prende e la perdiamo anche. La recupera però molto bene qua il Dortmund. Bella qua, vai Camp. Lunghissima. Oggi non si è visto di Style, è vero. Ciao Emimmo87. Veneziano qua la prende, la dà molto bene a Royce. Bravi ragazzi. Vai Come. Vai Come, il Come dribbla tutti, però, attenzione, la recupera molto bene qua il Come. La dà Royce! Assist di veneziano! La premiata ditta torna in campionato! Marco Royce torna la premiata ditta in campionato e vai! Molto bene, grandissimi cazzo. Note Ambro, la premiata ditta è tornata in campionato. Sì, sono sul PC. È buono. Dai, si cominciano a vedere i primi sintomi di una premiata ditta Royce veneziano. Il Come la recupera molto bene, il Come se ne va. Di prepotenza, sembra Adriano contro l'Udinese. Il Come prova un missile e invece tira pianissimo, ha proprio provato il tiro. Vai Come, ancora il Come sta giocando benissimo. Adesso il Come per Royce, mamma mia di poco, peccatus. No portiere, stai là. Dai, che forse ci stiamo un po' sbloccando in campionato. Spero non parliamo troppo presto, però Royce ha già fatto abbastanza gol. Rispetto all'altro anno ne ha già fatti di più. Sì, perché deve giocare insieme a Dibra, sicuramente.
Dai Cume, 3-3, intanto mi sembra per il Celtic, pazzesco, veramente, 3-3 del Celtic, vai. Il calcio è curioso, Beppe. Comunque l'Inter, insomma, penso almeno questo turno lo passa, perché 3-3, insomma, cioè, può fare anche 1-1, 2-2, insomma, 0-0, sarebbero pazzi a non passare. Vai la primetta ditta, no! Peccatus. Vai Cume Royce mi stanno piacendo in queste due partite di campionato. Queste due partite di campionato mi stanno piacendo, bene. Fallaccio del Cume qua. Cume la recupera molto bene. Attenzione veneziano, recupera ancora la difesa del Mainz. Tori Black è in curva e si gode. Dai ragazzi, dai. Il Cume fa un brutto passaggio, qua è un po' stanco il Cume. Cume è un po' stanco. Ha ammonito veneziano, vada a cagare. Dai Royce, dai. Come ti voglio come sceva magari. Non ci credo. Dai Fioi, dai. Voglio il gol del Cume. Qua il Cume ha fatto un po' un salto a vuoto, però la recupera molto bene. Veneziano. Ciao Franci LOL. Niente dai, vabbè, se vinciamo 1-0 va già bene. Infatti sono un po' concentrato che volevo fare un gol, cazzo. Dio sente. Bravo. Però stiamo giocando questo. È molto positivo per le prossime partite. Comunque 3-3 del Celtic, vabbè, ripeto, l'Inter passerà il turno, però veramente il calcio italiano è sempre più inguardabile, mamma mia, non ho visto la partita, me la guarderò. Veneziano, il Cube! Murato la difesa del Magonza. Dai, Ofio, mi raccomando, niente scherzi, vinciamola, che è pesantissima sta vittoria contro il Mainz. Dai, fischiamolo, andiamo a casa, Beppe. Bravo Cume, il Cume anche stoico il Cume, scarta tutti il Cume, costo del Cume. Ha preteso un po' troppo qua, potuto passarla. Finisce 1-0, buona vittoria, bravi Fioi. La Fiorentina ha pareggiato, bene, molto bene. Prossimo live vediamo cosa fare, devo ancora decidere. Tanto abbiamo vinto ragazzi, importantissima. Buono, siamo settimi a 16 punti, meno 4 dalla prima che è il Francoforte. Bene dai, stiamo tornando ragazzi, Vediamo, salviamo un attimo. Annuncio se esco la squadra nazionale. Ragazzi, buonanotte a tutti. Good night. Salviamo. Salva.
Ok, vediamo un po' qua. Info competizione, Bundesliga, vediamo classifica gol. Royce a 3 gol, Veneziano 3 gol, bene, siamo vicini anche qua. Niente raga, buonanotte, un saluto dal comandone veneziano, ci becchiamo nel prossimo live che dovrebbe essere domani, salvo impegni dell'ultimo momento. E niente Fio, grazie per il supporto, siete fenomenali. Notte Stefano, notte Andrea, notte Giovanni, notte Hannibus, notte Just, notte Andrea. Salutami se nel canale, Just Sans. Ciao Matteo, notte, ciao Bakim, ciao zio Albi, ciao Andrea Persiani, ciao Alberto Corsetti. Ciao a tutti ragazzi, belli e brutti. Un salutone dal comandone venezianus. Notte Giovanni, notte il nome e cognome. Ciao Flavio. Anch'io ti lovo Simone. Ciao Simone Moccia, ciao Marco Oztuk. Raga, notte a tutti. Ciao!